Amici di Sportisi, buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento, il quinto della stagione di Futsal Zone. Intanto un saluto a chi ci sta guardando, chi ci sta seguendo sul nostro canale YouTube Sportisi di TV, dove potrete vedere appunto la trasmissione. Ricordo come di consueto che appunto la trasmissione la potrete seguire, la potrete vedere dal nostro appunto canale YouTube Sportisili TV. Io in questo momento ho dato il via alla appunto a questa trasmissione in attesa che si colleghi, ma lo sta facendo proprio in questi secondi, perché lo vedo che si è collegato, vedo che si è collegato, ma a breve lo farò appunto entrare nella cosiddetta stanza il coach della Futsal Mazzara, ovvero sia Enzo Bruno, al quale a breve darò appunto il benvenuto all'interno della qui di Futsal Zone. Sta sistemando l'inquadratura, quindi attendo che sia l'inquadratura, ha un po' la faccia tagliata, adesso lo vedo perfettamente, quindi lo introduco. Coach, ben trovato a Futsal Zone. Mi senti, Francesco? Oh, grazie, grazie. Sarà Futsal, sta andando discretamente, almeno a giudicare dai numeri, siete in piena lotta per quello che presumo essere il vostro obiettivo. Se non ricordo male è il primo anno in A2 comunque di una società che è nata praticamente nell'anno del Covid, perché lo dice anche appunto il vostro nome, 2020. Sì, 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 no. Per quello che riguarda, diciamo, l'esperienza, diciamo che dobbiamo essere contenti perché siamo tutti neofiti della categoria, il primo io, molti giocatori e la società stessa, quindi dobbiamo esserne contenti anche se avevamo costruito un roster, penso, di tutto il rispetto per poter fare anche un pensierino ai playoff, cosa che non sono ad oggi ancora persi, però tante vicissitudini durante l'anno non ci hanno permesso di essere al completo tra infortuni vari e squalifiche. Eh, Siamo stati sempre decimati, quindi da questo punto di vista diciamo, possiamo ritenerci soddisfatti per quello che stiamo facendo, però ovviamente l'importante è salvarsi adesso per quello che si è visto durante l'anno, perché una giusta non ce n'è andata. Ecco, ti chiedo un po' qual è stato, diciamo, il vostro adattamento, sia tuo come gestore del gruppo, sia anche a livello societario e anche magari a livello di qualche giocatore che magari questa categoria non la conosceva. Ti chiedo appunto qual è stato, diciamo, l'impatto con la categoria che, diciamo, è l'anticamera della Serie A, quindi praticamente appunto, la seconda massima categoria del futsal nazionale. No, diciamo che è la terza categoria perché c'era due elite da un paio d'anni, dico però Corretto. la 2B c'è un abisso tra le due categorie perché sono davvero ritmi diversi e contrasti diversi, diciamo che si usa molto il fisico rispetto alla B che magari ti permettono un po' più di giocare, diciamo che la differenza la stiamo sentendo soprattutto quest'anno i nostri ragazzi che comunque non hanno mai fatto la categoria si stanno rendendo conto che comunque non è una passeggiata, non è come l'anno scorso. Diciamo che ci sta tutto, anche perché noi l'anno scorso diciamo, siamo stati, non dico dei miracolati, ma siamo stati una società, una squadra che ha vinto sì Coppa Italia e campionato, magari non per caso, però ha
abbiamo vinto perché avevamo davvero tantissima fame, tantissima voglia, abbiamo ovviato ad alcune difficoltà in partita con il quinto e quindi siamo riusciti ad avere la meglio sorte squadre che erano più organizzate e più forti di noi, con la forza del gruppo e con un pizzico anche di fortuna. Quindi non ci siamo ritrovati da due quando dovevamo fare un anno di ambientamento in Serie B e invece lo stiamo facendo adesso. E quindi da questo punto di vista diciamo la differenza è notevole. Abbiamo visto che abbiamo fatto un buon mercato, però adesso col senno di poi potevamo comunque capiamo che possiamo andare a lavorare su determinati ruoli rispetto ad altri e questa esperienza non fa altro che farci maturare e farci capire che comunque questa categoria, questa città la può fare e può rimanerci per tanto tempo. Ecco, stavo dando così per puro così, scrupolo un'occhiata alla classifica, ricordo per chi ci sta guardando, in questo momento il Futsal Mazzara si trova in ottava posizione nel girone D di Serie A2 con 8 punti di vantaggio sul San Michele che in questo momento è la squadra che andrebbe a disputare i play-out, mentre il distacco dal quarto posto che virtualmente varrebbe i playoff, ma sappiamo bene che c'è tutta la questione relativa ai distacchi, disterebbe Il appena quinto posto. dal quinto posto, sì, giusto, perché sono 4 squadre che fanno i playoff. Attualmente al quinto posto ci sono Piazza Armerina e Lamezia a 24. Oltre voi siete reduci proprio dalla partita contro il Lamezia. Ti chiedo, considerando l'andamento della stagione, è chiaro che siamo ormai agli sgoccioli della regular season e ti chiedo se a questo punto vi siete posti un obiettivo definitivo e se l'eventuale obiettivo che può essere magari il quinto posto che vale almeno virtualmente i playoff oppure una salvezza tranquilla corrisponde con quello che vi eravate posti durante l'estate quando avete completato il roster. Allora, noi ripeto, abbiamo fatto il roster per cercare di arrivare al quinto posto, però abbiamo avuto l'infortunio del pivot alla terza giornata, quindi non abbiamo potuto avere il pivot di titolare dall'inizio. E rivela che il giocatore che comunque era invito anche da società di Serie A, che mi ha saltato almeno la metà delle partite per vari infortuni diversi e che comunque ha un netto 12 gol e capocannoniere della nostra squadra pur giocando poco. A noi diciamo che manca più una bocca da fuoco là davanti, che mi mancano quei 20-25 gol di Rivella e di Burdi che ovviamente pesano tanto sulla classifica, perché se siamo ancora in lotta per il quinto posto a 4 giornate dal termine con tutte queste defezioni e questi problemi durante quest'anno, dico che l'obiettivo nostro era sì quello di fare il quinto posto e ci saremmo pure riusciti. E comunque non credo che tutto sia perduto, però dobbiamo fare 4 vittorie. Diciamo, a netto delle statistiche, durante tutto l'anno non siamo riusciti a farle di seguito, quindi non so, vediamo un po' quello che c'è fuori. Ecco, adesso addentriamoci un po' in quello che è l'universo Futsal Mazzara. Abbiamo detto 5 anni di vita per questa società. Io ho avuto modo di toccare con mano proprio quello che è il vostro mondo, andando anche semplicemente guardando qualche partita, commentando qualche partita. Quel che emerge, ma anche semplicemente andando a guardare, tu sei uno particolarmente attivo sui social, possiamo dirlo, per quei pochi che non ti conoscono, e già emerge, ma anche da prima che nascesse questa grande famiglia Futsal Mazzara, proprio emerge questa sinergia tra te, tra il presidente Filippo Maggio, insomma, tra tutti i componenti, tra gli attori principali di questa realtà. Ecco, per chi magari vi vede da lontano, vi vede in maniera superficiale, ti invito a raccontare quello che è un po' il mondo del Futsal Mazzara, magari anche come è nata l'idea di dare vita a questa società e soprattutto come poi anno dopo anno ha scalato i gradini dalla C1 fino alla A2. Ma noi diciamo che io e Filippo siamo amici dai tempi del liceo, quindi siamo, tra l'altro sono testimone di nozze suo. Abbiamo deciso dopo l'esperienza di Marsala, dopo 3 anni e mezzo, di fare l'allenatore del Marsala Futsal e lui
me lo sono trasportato io come dirigente, quindi mi è voluto dare una mano d'aiuto anche là a Marsala. Dopo l'esperienza col Marsala, dove io avevo fatto il mio tempo, avevamo deciso di fare qualcosa di nostro qua a Mazzara, in una città che in passato aveva toccato la Serie B con questi colori, ma nel lontano 2008, se non erro. Io ne facevo parte da giocatore, quindi è rimasto sempre questo pallino di portare il calcio a 5 a Mazzara che non c'è mai stato se non con noi. Quindi mi sono trasportato dietro il presidente e siamo riusciti a formare una società di amici fondamentalmente perché siamo alla fine 8 amici che siamo riusciti nell'intento. Tra l'altro ci sono pure ragazzi che allora giocavano con me, quindi sono riuscito nell'intento di avere oltre quelle aspettative di questa società. Siamo davvero contenti del seguito che abbiamo creato, della gente che ci segue, delle famiglie che sono diventate pure amiche, dei bambini che vengono a giocare sul parquet a fine gara. Ecco, tu hai chiuso il tuo intervento parlando di quello che sarebbe stato il tema della mia domanda successiva. Già dai tempi della C1 si vedeva tanta gente al palazzetto a Mazzara, tra altre cose in un periodo, va detto, non facilissimo dal punto di vista sportivo per questa città, perché è una città, non è un paese, non è una cittadina, è una vera e propria città, considerando che il calcio non sta vivendo i fasti del recente passato, il futsal in questo momento, correggimi se sbaglio, a livello di graduatorie e di categorie, credo che la squadra di futsal sia quella più in alta in grado tra tutte le varie discipline sportive. Sì. Avete proprio risvegliato o svegliato quella che è la passione per questo sport, visto che anche quando vi muovete lontano da Mazzara avete anche un gran bel seguito di tifosi, di pubblico. Sì, sì, perché diciamo che comunque questa città ha davvero fame di sport, è una città che aspetta degli eventi sportivi di un certo livello per accorrere in massa, si diverte, è una città che comunque davvero ci sta dando tanto, noi stiamo dando meno secondo me di quello che ci stanno dando loro, perché loro sono la nostra spinta, sono davvero il nostro motore, la nostra benzina. C'è gente che fa le coreografie, c'è gente, bambini che non vedono l'ora di venire alle partite. Per noi questa è una delle vittorie più grandi, se non la più grande, perché il futsal secondo me è della gente, il futsal è dei bambini, il futsal è delle famiglie che vengono contente per passarsi un pomeriggio sano di sport, sempre con il fair play, sempre con la consapevolezza di avere davanti altre società che fanno sacrifici e quindi cercando di rispettarlo al massimo. Ovviamente nella massa ci può essere sempre qualcuno che magari va fuori dalle righe, però noi cerchiamo sempre di monitorare tutte queste situazioni perché vogliamo un ambiente sereno, vogliamo un ambiente da indoor. Penso che ci siamo riusciti alla grande perché addirittura molti arbitri ci fanno i complimenti perché non vedono l'ora di venire a arbitrare a Mazzara, le società che vengono qua se ne vanno comunque sempre molto soddisfatte e contente. E del resto basta proprio andare a vedere le partite. Quello che facciamo noi da sempre, da quando è nata Sportisili, per tutti quelli che non amano, comunque non sono appassionati, non hanno mai visto una partita di futsal dal vivo, e ovviamente invito proprio ad andare a vedere le partite di futsal dal vivo perché c'è, È un'altra storia. c'è un'altra storia, è un gran bello spettacolo, poi in realtà come Mazzara del Vallo c'è anche, come abbiamo detto fino ad adesso, una gran bella cornice pubblico, lo spettacolo nello spettacolo, sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. In tal senso ti chiedo, mancano pochissime giornate alla fine del campionato, so che non piace a un allenatore sentirsi fare una domanda di questo tipo, te la faccio lo stesso. Termina la stagione, magari il Mazzara Futsal mantiene questa posizione e quindi mantiene la categoria, state già iniziando a mettere nero su bianco su quello che sarà il progetto Mazzara Futsal nella stagione 25-26 o vi state prendendo del tempo col presidente? Volete No, aspettare? non c'è tempo, purtroppo non c'è tempo in questo sport perché se non sei affermato già da tanti anni non hai nemmeno 2 settimane di tempo per poterti riposare perché ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, devi imbastire un settore giovanile, devi imbastire un under 19,
devi cominciare a guardarti intorno sul mercato perché poi si fa tardi, devi cominciare a capire un po' anche gli sponsor che ti vengono dietro se sono propensi a darti anche una mano, quindi sono tante situazioni in ballo che devi chiudere subito, altrimenti non puoi programmare, non puoi andare avanti e sarebbe pure ingiusto nei confronti della gente che ci segue arrivare tardi e poi avere delle deficienze per un torto nostro. Quindi noi cerchiamo di fare tutto al massimo, poi ovviamente se le possibilità economiche vengono meno, poi allarghiamo un po' le braccia, però finora stiamo cercando di ovviare a tutto, siamo riusciti davvero nell'intento di fare una due da protagonisti, perché se io tolgo la partita di Castellana e vado a guardare tutte le partite, ne abbiamo perse tutte di un gol. Ovviamente vado a togliere i gol presi col quinto quando mancano un minuto, 2 minuti, e quindi vado all'arrembaggio. Quindi diciamo siamo stati in partita con tutte le squadre, ci siamo giocata con tutti, e dimostrazione che anche negli scontri diretti finora, sia con Gela che con Lamezia, che con Canosa, che con San Michele, Messina, siamo in vantaggio con tutti. Ovviamente Soverato, Canicattì, eccetera, fanno un campionato a parte, ma anche loro hanno dovuto sudare per vincere contro di noi. Ecco, a livello di giovani invece, perché chiaramente una società nata da 5 anni, ma comunque già con un'ottima base come il Futsal Mazzara, come è giusto che sia, considerando anche la fascia di territorio che rappresenta, non può non dare un'occhiata a quello che è proprio il movimento giovanile da quelle parti. Dimmi un po' come stanno andando le cose anche a livello di reclutamento, c'è una risposta, che risposta c'è dai ragazzi di Mazzara ma anche dei dintorni, considerando che a pochi chilometri, e tra poco ci arriviamo, c'è un'altra gran bella realtà che si chiama Marsala. Beh, noi diciamo che rispetto a Marsala siamo un po' indietro da un punto di vista del settore giovanile perché loro lungimiranti anche in virtù anche della maggiore esperienza nostra da un punto di vista di tempistica, diciamo, hanno basato un settore giovanile affidato ad altri, a terzi, per cercare di mandare avanti i giovani che adesso si stanno ritrovando, cosa che noi non abbiamo potuto fare perché comunque noi siamo tutti lavoratori, non c'è nessuno che fa questo di lavoro, quindi abbiamo davvero delle difficoltà oggettive nel creare un settore giovanile. Dovremmo cercare di darci da fare perché già è 2 anni che paghiamo la multa per l'Under 19 e non è più possibile, non è giusto, soprattutto perché questa città deve svegliarsi anche da un punto di vista di forze umane, nel senso che adesso che calcio a 11 comunque è un po' diciamo ai minimi storici possiamo cercare di far avvicinare a questo sport che secondo me è davvero bello i giovani di questa città. Speriamo che siamo stati d'esempio, noi diciamo, siamo andati un po' al contrario, abbiamo cercato di dare forza più alla prima squadra per pubblicizzare questo sport e far avvicinare i giovani invece che andarci al contrario. Speriamo che questa alla lunga ci paga, però siamo consapevoli che se non abbiamo un settore giovanile, pian piano questa società ovviamente avrà difficoltà perché poi non c'è più autosostentamento e devi sempre fare una squadra nuova e non hai. Ecco, abbiamo parlato abbastanza del Futsal Mazzara, della sua nascita, anche di quelli che sono i progetti. Adesso ti interrogo sul passato, ti interrogo sulla storia, perché molto probabilmente l'anno prossimo il Futsal Mazzara verrà raggiunto nello stesso girone da quello che è stato il tuo passato, ovvero sia dal Marsala Futsal, stanno facendo un cammino straordinario, parliamo anche magari più in generale della B, che è la categoria dalla quale provenite. In questo momento c'è un duello con il Regal Buto. Ti chiedo naturalmente nei ritagli di tempo, considerando che magari in questo momento ci sono anche personaggi che hanno fatto parte della tua storia a Marsala, ti chiedo se li stai seguendo, stai dando un'occhiata più che altro al girone H di Serie B dove ci sono in questo momento 4 siciliane al comando, considerando anche il Mistral Palermo terzo e il Villauria Palermo Reale quarto. Se stai seguendo e che idea ti stai facendo del campionato e se secondo te questo cammino pazzesco del Marsala, che
ha perso una sola partita e le ha vinte tutte, alla fine porterà, secondo te, alla promozione in A2? O se alla fine avrà la meglio il Recalbuto? Guarda, io non voglio che magari il Marsala faccia gli scongiuri, però la vedo nettamente favorita, anche perché so bene cosa significa quando si parte con questo andazzo, quando si vince costantemente, quindi l'ambiente lavora serenamente, l'ambiente fa risultati e quindi è una cosa normalissima. Comunque in anelli vittoria su vittoria. Legabuto allo scontro diretto a Marsala la vedo dura, Marsala è difficile da espugnare, poi tra l'altro arrivando anche a 3 punti sotto, pur vincendo il Legabuto ne deve fare 4, quindi eh, la vedo da più difficile. Se il Marsala non perde punti in queste 3 partite, mi sa che il campionato è dentro, dico, ed è più che meritato, perché poi ha meritato sia nello scontro diretto a Legabuto, sia in Coppa Italia, quindi diciamo che sul campo sta dimostrando davvero il Marsala di essere superiore. Ha trovato la quadra con un allenatore che, ripeto, fa questo di mestiere, quindi è un po' più semplice andare ad allenare una piazza come Marsala facendo questo di lavoro, facendo l'Under 19, portandosi i ragazzi anche congeniali al suo gioco. Diciamo che Marsala da questo punto di vista ha fatto davvero un gran lavoro, perché ha dato possibilità a un allenatore di poter lavorare con i suoi uomini, di poter lavorare bene senza intralci, per cercare di arrivare anche a toccare con mano titoli del settore giovanile, perché tra Coppa Divisione e Under 19 stanno facendo davvero pure bene, quindi tanti complimenti a Marsala, io penso che sia davvero la favorita. Non voglio essere presuntuoso, però credo che siamo stati tutte le proprietà a trainarci, nel senso che ognuno di noi faceva qualcosa in più per cercare di essere migliore dell'altra, quindi ci prendiamo anche noi i meriti di questo successo del Marsala, perché anche loro hanno fatto mercato grazie anche a noi, perché diciamo che fondamentalmente cercavamo sempre di avere la meglio nel derby fra tutte e due società, e quindi siamo sempre stati lì a migliorarci, e questo non ha fatto altro che bene a tutte e due le società. Chiudiamo con un piccolo passaggio sulla prossima partita, 19ª giornata, sabato in casa contro il Bitonto. Ti chiedo che partita ti aspetti e soprattutto che finale di stagione ti aspetti, per riprendere un po' quello che abbiamo detto in apertura. Guarda, io ho 4 ragazzi che sono eh, riposati, perché non sono per squalifiche, non ce li avevo alla Vezia, quindi dovrei essere per la prima volta forse, a parte i Burti, anche se il livello non è al massimo, però sabato mi ha dato una mano d'aiuto come meglio poteva, con una piccola lesione muscolare nel retto di sinistra, però mi ha stretto i denti, anche se non siamo riusciti a fare punti, però mi ha comunque giocato. Quindi spero di recuperare pure lui, e per la prima volta penso di essere, tranne su Daniele, che ha un problema di salute che sta per risolvere. Quindi giocherò con un esordiente, il russo 2005, che la scorsa volta ha fatto pure i gol. Eh, e vedremo di vendere cara la perdita. Io non mi sento, diciamo, di dire che siamo inferiori al Bitonto, loro stanno dimostrando tanto in questo campionato, però anche loro hanno un roster secondo me limitato, stanno facendo pure la Coppa Italia, quindi sono un po' stanchi. Infatti contro la GER hanno ceduto in casa la scorsa settimana. Mazzara è difficile per tutti, quindi io sono molto fiducioso, io devo per forza prendere i 3 punti per salvarmi intanto, e poi si vedrà. Ma ovviamente se devo andare a rincorrere il quinto posto devo vincere tutti e 4, quindi la prima è questa e dobbiamo assolutamente vincere. Perfetto, nuovamente facciamo i migliori in bocca al lupo a Enzo Bruno e a tutto il Futsal Mazzara. Ti ringrazio, coach, per essere stato con noi. Grazie a te Francesco, buona serata. Ringraziamo ancora una volta coach Bruno. Chiudiamo questo quinto appuntamento targato Futsal Zone. Appuntamento come di consueto martedì prossimo 11 marzo. Come sempre, ospiti dalla Sicilia, dall'isola del futsal.
grazie per a tutti quelli che ci hanno seguito. L'appuntamento, come di consueto, come dico sempre, e alla prossima.